Buon lunedì, bentrovati a Focus dedicato allo sport. Come sempre ci occuperemo di calcio e non solo. Buon pomeriggio ad Alessandro Baiasindi. Buon pomeriggio a voi. Allora, cominceremo parlando del Catania, ma parleremo anche di Palermo, della situazione a Messina. Ci occuperemo in chiusura delle vicende che riguardano gli altri sport, a cominciare dalla pallanuoto con l'equipe Orizzonte che domani sarà in vasca per gara 2 scudetto che può valere il tricolore numero 25, e poi anche di Trapani che è in lotta per la semifinale dei playoff scudetto. Cominciamo subito con Alessandro Baiasindi con il Catania, un Catania che sta cercando evidentemente in questi giorni di riordinare le idee e di gettare le basi per la prossima stagione. Alessandro. Sì, la prima considerazione la possiamo fare anche sui playoff che sono entrati nel vivo, e la conferma che Pescara-Catania poteva anche essere una sorta di finale anticipata, perché poi il cammino dei playoff della squadra di Baldini sta dimostrando che effettivamente in quella sfida poteva uscire una potenziale vincitrice poi degli stessi playoff, e quindi la considerazione si sposta alla progettualità futura, alla esigenza di eliminare quelle criticità che si sono registrate nel corso della scorsa stagione, iniziare dalla parte infrastrutturale. Al momento in cui andiamo in onda non ci sono diciamo, aggiornamenti sulla proposta irrevocabile d'acquisto presentata dal Catania per l'acquisizione di Torre del Grifo e del logo, ma lo avevamo anche detto nel corso di Corner che orientativamente si andava a finire verso la fine del mese, per poi, una volta effettuata la valutazione di congruità da parte del dottor Ciraulo, eventualmente iniziare quella che è la procedura finalizzata poi a una definizione di questo aspetto. Da un punto di vista dirigenziale, l'annuncio e la presentazione ufficiale di Alessandro Zarbano come nuovo direttore generale del Catania, il quale già lavora alla sede del Catania da diverse settimane, avverrà quasi certamente la prossima settimana. Invece, per quanto riguarda la pianificazione dell'attività tecnica, la settimana corrente ci sarà un ulteriore incontro tra la dirigenza e il tecnico Mimmo Toscano, che ricordiamo è legato al Catania da un altro anno di contratto. Tutte le sensazioni che abbiamo in qualche modo captato portano a una prosecuzione del rapporto già in essere, perché comunque Toscano ha ricevuto le rassicurazioni sulle garanzie richieste sotto tutti i punti di vista, staff medico, fisioterapisti, cioè anche la parte diciamo esterna all'aspetto tecnico vero e proprio, e anche ovviamente garanzie sul potenziamento della squadra nei settori dove si ravvisa appunto la necessità di intervenire. E adesso ci arriviamo su questo. Ok. Cominciamo da qui? Cominciamo da qui. Allora, vediamo la grafica che abbiamo preparato. Oppure vogliamo partire dalla sede del ritiro per poi arrivare... Come preferisci. Andiamo a vedere qualche immagine legata alla località prescelta al Catania, che è quella di Norcia. Siamo nel cuore dell'Umbria. Una località insomma gettonatissima nel calcio professionistico, appunto per i ritiri precampionato, che oltre a essere adeguatamente attrezzata per le esigenze appunto di un ritiro di una squadra professionistica, ha anche la peculiarità di essere vicina ad altre località dove le squadre professionistiche svolgono il ritiro, e quindi la possibilità concreta di fare delle buone amichevoli in quel lasso di tempo. Ricordiamo che il Catania si radunerà intorno al giorno 10 luglio per le visite, e poi si trasferirà in Umbria a partire dalla metà del mese di luglio e starà a Norcia per 3 settimane. Con quale organico andrà a presentarsi il Catania a Norcia? Intanto possiamo vedere 2 brevi clip per fare chiarezza su 2 notizie che sono uscite. Partiamo da Rocca? Sì, partiamo da Michele Rocca.
centrocampista attualmente in forza all'Avellino. Si era parlato, almeno si è letto qualche organo di informazione che potesse esserci la possibilità di un ritorno di Michele Rocca in rosso-azzurro. Possiamo vedere le immagini Sì. che si riferiscono proprio alla, Sì. alla precedente esperienza di Rocca Parliamo qui della a gestione Catania. Tabbiani. Parliamo della gestione Tabbiani. Con Lucarelli anche? No, poi fu ceduto a gennaio ad Avellino, Sì. se ricordo bene, sì. Eccolo qua, Michele Rocca, un centrocampista che ad Avellino è andato un po' a corrente alternata come minutaggio, perché poi comunque la formazione biancoverde ha dato spazio a giocatori di maggiore esperienza rispetto a Rocca, e poi i fatti hanno dato ragione appunto alla formazione irpina. Possiamo quindi dire che non è vero che Rocca tornerà a Catania, l'esperienza col Catania si è conclusa, federalmente non è un giocatore del Catania, quindi questa è la prima notizia che possiamo smentire. Come possiamo smentire pure, magari grazie all'aiuto dell'altra clip che abbiamo preparato su Daniele Faggiano, è recente, insomma, la voce secondo cui il Modena, squadra di Serie B, avrebbe pensato a Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo. Daniele Faggiano non è stato minimamente contattato dal Modena, l'ho sentito personalmente ieri sera, Daniele Faggiano, e non c'è nulla di vero. Tra l'altro, dice, questa voce mi ha messo anche in difficoltà col mio omologo direttore sportivo del Modena, di cui sono amico, quindi assolutamente questa voce la possiamo smentire. Andiamo invece a tuffarci su quello che poi interessa maggiormente i tifosi, cioè la griglia di quella che potrebbe essere la nuova rosa. Qui c'è un po' di X, attenzione. Assolutamente sì, abbiamo almeno individuato gli obiettivi. E soprattutto abbiamo dato una cornice concreta a quelle che sono le permanenze, almeno in quello che è il disegno che hanno in testa dirigenti e allenatore. Allora, la batteria dei portieri inizialmente sarà questa, poi è chiaro che tenerli tutti e tre dopo il ritiro e anche valutare cosa fare con Butano potrebbe un attimino modificare questo tipo diciamo di che c'è un sì, po' di abbondanza assolutamente in questo sì. momento. Poi sul settore dei centrali di difesa, le due coppie centrale di destra, centrale e centrale di sinistra, allora abbiamo dato come aggregato, diciamo come nuovo rinforzo, anche se poi nuovo non è, Tommaso Silvestri, reduce da una positiva parte di stagione a Trieste, che potrebbe fare appunto il vice di Gherardi o anche all'occorrenza giocare centrale nei tre. E poi abbiamo messo una X appunto come alternativa a Di Gennaro, fermo restando che la coppia Celli-Allegretto sulla parte sinistra appunto dell'asse centrale difensivo ha dato rassicurazioni e potrebbe essere confermata in blocco. Sulla linea di centrocampo la coppia Guglielmotti-Raimo e quella di Tacchio-Frisenna sembrano allo stato attuale abbastanza probabili come conferme, mentre abbiamo messo una X sull'altro mediano, il mediano di destra, che verrebbe a fare il titolare con Quaini come prima alternativa, e abbiamo messo una X anche sulla corsia di sinistra su Anastasio, un'alternativa ad Anastasio che possa offrire, diciamo, un contributo migliorativo in quella zona del campo. Sulla tre quarti abbiamo immaginato in alternativa Jimenez come trequartista di destra, la X su Lunetta, che dico poi ancora non sappiamo il finale dei playoff, ma potrebbe essere Emanuele Cicerelli qualora la Ternana non centrasse la promozione in Serie B, quindi potrebbe essere in questa eventualità la coppia Cicerelli-Lunetta come trequartisti di sinistra, e poi il reparto d'attacco con X. Sì, allora Inglese nei giorni scorsi ci sono stati dei colloqui tra la dirigenza e il procuratore di Roberto Inglese.
C'è disponibilità a un dialogo. Nei prossimi giorni la dirigenza conta di sentire anche il calciatore per poter appunto imbastire una vera e propria trattativa volta a un eventuale prolungamento del contratto inglese che scade il 30 giugno di quest'anno. Le due X che abbiamo messo sotto inglese sono altri due attaccanti che il Catania ha intenzione di prendere per colmare le criticità che si sono manifestate in maniera evidentissima quest'anno. Una delle due X, stesso ragionamento di prima, potrebbe essere Pietro Cianci, che tra l'altro non ha la stessa clausola sul contratto di Cicerelli, cioè non è previsto un riscatto di Cianci da parte della Ternana in caso di promozione in Serie B da parte del club rosso-verde. Quindi Cianci torna alla base. L'altra X è appunto la necessità di mettere a disposizione del tecnico una terza bocca di fuoco che possa garantire insieme a... Abbiamo immaginato Inglese, abbiamo immaginato Cianci, un cospicuo numero di gol per eliminare definitivamente la sterilità offensiva che il Catania, soprattutto nelle partite interne, ha dimostrato in questa stagione. Una piccola appendice che riguarda i tanti giocatori che tornano dei prestiti nelle altre squadre. L'intenzione è quella di vedere da vicino e valutare in maniera approfondita nel corso del ritiro a Norcia Maffei, Chiarella e anche Bocic, che ha fatto un buon girone di ritorno a Latina. Quindi questi tre giocatori probabilmente potrebbero anche entrare nella rosa qualora appunto il tecnico e lo staff valutassero positivamente appunto l'ingresso nella rosa del Catania di questi tre giocatori. In mezzo a tutto questo ovviamente c'è il mercato in uscita che è abbastanza... Il mercato in uscita è molto impegnativo perché chiaramente stiamo parlando di una pattuglia di giocatori che tornano, alcuni che non rientrano assolutamente nei piani e dei giocatori dell'attuale organico che invece non rientrano nei piani. Faccio due nomi, De Rosa e Sturaro, con i quali chiaramente bisogna trovare una soluzione per disimpegnarsi e per puntare su nuovi obiettivi. Bene, allora chiudiamo qui il discorso Catania, lo apriremo chiaramente la prossima settimana perché il nostro appuntamento va avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vorrei adesso andare a collegare Palermo, dove c'è il nostro Marco Gullà, lo vediamo già insieme a noi. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a voi due. Buon pomeriggio. Allora Marco, là la situazione più importante in questo momento è quella legata al divorzio ormai imminente con Dionisi, quindi ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina del Palermo. Sì, ormai diciamo che Palermo con Dionisi sono come due separati in casa, si sta soltanto cercando di trovare un exit strategy, una rescissione contrattuale, ma avverrà nei prossimi giorni, ma possiamo assolutamente ritenere ormai Dionisi un ex allenatore del Palermo. I tifosi speravano, auspicavano insomma, che questo cambio in panchina arrivasse prima della fine della stagione, ma così non è stato. Il City Group cambierà tecnico, si affiderà ad un nuovo allenatore, già iniziato il casting, voi facevate riferimento ai nomi che ovviamente sono in uscita, in entrata per quanto riguarda il Catania. Palermo insomma è ancora fermo alla fase 1, ovvero quella dell'individuazione insomma dell'allenatore migliore. Ci sono diversi profili che in questo momento il City Group sta sondando assieme a Carlo Osti che lo ricordiamo rimarrà direttore sportivo del Palermo. Il suo contratto scadrà il giorno 30 ma verrà rinnovato per un altro anno, sarà affiancato da un collaboratore e Osti assieme a Gardini ma anche a Bigon dovrà scegliere il miglior allenatore per appunto guidare il Palermo alla promozione. Come ogni anno del resto il Palermo ogni anno si è posto sempre l'obiettivo della promozione, cosa che però non ha mai minimamente sfiorato, ha flirtato soltanto una volta insomma con la finale playoff 2 anni fa, ma poi insomma non se ne fece più nulla perché il Venezia si rivelò più forte. E adesso casting aperto per quanto riguarda il nuovo allenatore, ci sono dei nomi che in questo momento sono stati realmente sondati. Il nome che piace sia alla piazza che comunque al City Group è quello di Pippo Inzaghi, che comunque è riuscito fresco di promozione con il Pisa e ha già fatto entrare
intendere di voler comunque restare in nerazzurro e giocarsi le sue chance in Serie A. Del resto Inzaghi ormai in Serie B è una garanzia, ha conquistato un paio di promozioni, ha sempre fatto bene, soprattutto adesso se vuole davvero compiere il cosiddetto salto di qualità come allenatore deve giocarsi le sue chance in Serie A, e questo è sicuramente uno dei motivi che probabilmente lo spingeranno a rimanere in Toscana. Gli altri nomi sono dei tecnici comunque esperti anche per la categoria, come Fabio Pecchia, allenatore che tra l'altro ha allenato anche il Parma, ha fatto molto bene, lo ha riportato in Serie A, poi è stato esonerato quest'anno a favore di Cristian Civu, ma è un tecnico molto molto esperto soprattutto per la categoria. E poi Alberto Gilardino, altro nome che piace soprattutto al City Group, è un profilo proprio da City Group, ex calciatore, giovane, ha fatto anche benino comunque in Serie A sulla panchina del Genoa, ed è un allenatore che, come dicevo poc'anzi, stuzzica molto gli interessi del club di Viale e del Fante. E poi l'idea, quella un po' pazza, che però sarebbe certamente un importante, insomma, tassello proprio per dare un segnale forte già al prossimo campionato, è quello di Vanoli del Torino. Cairo ultimamente, nell'ultima intervista che ha rilasciato dopo la sconfitta del Torino con la Roma, ha detto: non sono rimasto particolarmente soddisfatto dall'operato di Vanoli, e quindi in questo caso ci sarà probabilmente un divorzio tra le due parti. Il Palermo può comunque intromettersi, Palermo comunque bussare alla porta di Vanoli, perché è forse l'unica società della Serie B che può garantire 1 milione di euro di contratto al tecnico, tra l'altro ex Venezia. Vanoli è una garanzia, è bravo, ha portato il Venezia in Serie A l'anno scorso con i gol di Poyampalo, ritroverebbe appunto Poyampalo in rosanero, sarebbe davvero forse l'allenatore migliore per anche riportare un po' di entusiasmo nella piazza. Staremo a vedere, fatto sta che comunque sarà sempre l'algoritmo, il famoso algoritmo del City Group a individuare l'allenatore del Palermo. Marco, buon pomeriggio. Per quanto riguarda invece le squadre che sono retrocesse dalla Serie A, Venezia, Empoli e Monza, che tipo di impatto possono avere sulla corsa alla promozione nella prossima stagione? Guarda, secondo me l'Empoli più delle altre, perché ricordiamo che con il paracadute di circa 20 milioni di euro, l'Empoli credo che lo otterrà tutto, perché è da un po' di anni che è in Serie A, da 3 anni se non sbaglio, quindi sicuramente potrà allestire una squadra decisamente importante per la cadetteria. E poi tra l'altro insomma c'è anche Rosa, un giocatore che se dovesse mantenerlo per la categoria sarebbe sicuramente un crack, parlo di Fazzini, che tanto bene ha fatto nelle ultime partite proprio dell'Empoli. Venezia un po' meno, Venezia non credo che possa risalire subito, anche perché a quanto pare ci sono anche dei problemi societari, e poi da capire un po' cosa si vorrà fare del Monza, il Monza che insomma fino a 2 anni fa era una garanzia per la Serie A, aveva fatto un ottimo campionato, e che invece quest'anno ha avuto una rachidi. Ma credo che comunque, al di là delle potenzialità delle altre squadre, se davvero questa volta il Palermo vuole centrare la Serie A, deve intanto allestire una squadra importante e non fare poi dei ritocchi, dei ricami nel mercato di gennaio, e poi soprattutto affidarsi ad un allenatore esperto, un allenatore che ha già ottenuto delle promozioni, un allenatore che conosce la categoria, un allenatore che sa come si ottiene una promozione diretta. E allora mi ricollego a quello che dicevo poc'anzi: Vanoli potrebbe essere certamente l'allenatore ideale per tutte queste componenti. Grazie allora a Marco Gullà, ci ritroviamo la prossima settimana. Intanto saluto a questo Grazie punto. a voi. Grazie a Marco, grazie anche a Alessandro Vagliesindi che è stato con noi. Ci vediamo Adesso lunedì. facciamo una brevissima sosta e poi saremo di nuovo insieme per parlare di Messina, e poi andremo a parlare anche di pallanuoto e basket. E allora eccoci nella seconda parte del nostro Focus Sport. Ci colleghiamo con Messina, con Sergio Colosi. Buon pomeriggio a te, Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Gli aggiornamenti che ti chiediamo sono relativi alle situazioni
chiaramente societaria ormai lì a Messina dopo la retrocessione in Serie D. Sì, c'è un silenzio assoluto per quanto riguarda il Messina Calcio, il suo futuro. Ci sono due date da circoletto rosso, una del 6 giugno e l'altra del 10 giugno. Il 6 giugno perché bisognerà pagare gli stipendi e i contributi di maggio, perché il Messina fino al 30 giugno risulta essere una società professionistica, poi chiaramente dal 1° luglio non sarà più così, e per poter partecipare alla prossima Serie D dovrebbe pagare 4 mensilità di stipendi, 7 mensilità di contributi, perché ricordiamo 3 stipendi invece erano stati pagati in precedenza quando poi ci fu la penalizzazione. Tra l'altro in settimana è prevista la nuova penalizzazione per il mese scorso, quando il Messina non ha provveduto al pagamento, penalizzazione che si dovrebbe scontare nel prossimo campionato di Serie D. Condizionale ed obbligo, perché questa scadenza del 6 giugno con ogni probabilità non sarà rispettata. Il Messina non avrà i parametri per partecipare alla prossima Serie D, ancora di più perché il 10 giugno poi ci sarà l'udienza del Tribunale di Messina e con ogni probabilità sarà dichiarata la liquidazione finanziaria del Messina, detto ormai come lo conosciamo un po' tutti, il classico fallimento, che ha cambiato denominazione ma nella sostanza è quello. Per il si apre un periodo assolutamente nero, più nero del solito, tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi anni, perché il rischio concreto è che non possa giocare, oltre che in Serie D, perché in queste condizioni nessuno va a comprare con, ricordiamo, una società che ha circa 1,5 milioni di euro di debiti, una penalizzazione importante nella prossima stagione di Serie D, e non si va con facilità ad acquistare questo titolo per subentrare agli attuali proprietari. E poi bisognerà vedere da dove si ripartirà. A Messina c'è in eccellenza una squadra che è la Messana, però fino ad oggi non sembra che gli attuali proprietari vogliono sentir parlare di Messina, ma vogliono proseguire il loro percorso storico cittadino, ma senza il Messina, per cui poi bisognerà vedere un po' che ne sarà del Messina, dei colori giallorossi, dove sarà affiliato, con quali nuovi proprietari, insomma grande incertezza generata da tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi anni e da gestioni certamente scellerate. Sergio, allora noi faremo, chiaramente staremo sempre attenti, avremo una finestra su Messina e attendiamo ovviamente tuoi aggiornamenti anche nel corso della settimana durante i telegiornali. Per il momento diciamo che ci fermiamo qui per questo segmento di oggi. Sì, Volevo aggiungere soltanto che il 4 giugno si costituirà una società, si chiama Società Cooperativa Calcio Messina, che comunque fungerà da supporto a qualsiasi società che si andrà a costituire. Sarà un supporto economico, ma in una forma di contribuzione ridotta per partecipare comunque alla vita del club, ma è un fattore secondario rispetto all'acquisizione di un club da parte di un nuovo proprietario. E poi anche volevo aggiungere un'altra cosa, che sarà un tema anche futuro eventualmente, che il Messina rischia il 4º fallimento negli ultimi 32 anni, con una media di un fallimento in ogni 8 anni, e questo poi diventerà anche un tema, perché significa che comunque non è una città appetibile agli imprenditori che vengono da fuori, né tantomeno riesce ad esprimerne nella propria città. Benissimo, grazie, come sempre molto attente le tue riflessioni. E adesso andiamo da Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco, con te oggi parliamo intanto una pillola, qual è la situazione del Trapani Calcio con Antonini? Non sentiamo Franco Cammarasana in questo momento, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento in audio, ma non lo sentiamo. Allora, cioè, probabilmente tu ci senti, ma noi siamo noi che non ti sentiamo al momento. E allora, ecco, c'è qualche problema nell'audio. Allora, non ci sente Cammarasana. Andiamo allora sul basket e vediamo anche le immagini del match tra
la Shark Trapani e Reggio Emilia, si riferiscono alla gara chiaramente dei quarti di finale, sfida vinta poi sulla media con 3 vittorie di fila della formazione granata, che accede dunque alla semifinale nella playoff scudetto. Gara 1 si giocherà il 30 maggio, intanto gara 2 il 1° giugno contro Brescia. Questo per quanto riguarda il basket, e dunque vedremo se anche le semifinali saranno alla portata della formazione siciliana. Poi mi piace ricordare, e voltiamo pagina, siamo alla pallanuoto femminile, visto che ci siamo, perché domani sera a Roma si torna in vasca. Queste sono le immagini che si riferiscono al match che si è giocato nella serata di sabato tra l'Equipe e la SIS Roma. Gara 1 vinta 13-6 dalla formazione etnea, e domani, come dicevo, si torna in vasca, stavolta nella capitale, per la gara che potrebbe valere il 25esimo scudetto. Infatti, in caso di vittoria delle ragazze della Miceli, si andrà dunque, si vincerà, si festeggerà in casa Orizzonte, in casa Equipe, si festeggerà il 25esimo titolo nazionale. Queste le notizie per chiudere l'appuntamento di oggi con il Focus Sport. Grazie per averci seguito, tutti voi l'augurio ancora di una buona giornata.